Quindi Luca Romano e trasformazioni nel Veneto. E chiedo anche di presentarsi e 15 minuti, 20 al massimo come per gli altri. Cercherò, sta nei tempi. Io dirigo un istituto di ricerca, una società di ricerca, si chiama Local Area Network, collocata a Padova, e ci occupiamo di trasformazione del territorio, con alcuni presenti in sala, vedo Leopoldo Saccone, abbiamo lavorato insieme al piano regolatore di Treviso e ultimamente ci stiamo specializzando su 3 questioni che suggerirei poi per Veneto 2015 fossero molto centrali. La prima sono le integrazioni tra enti locali, la seconda è l'organizzazione del welfare sociosanitario del territorio e la terza, ahimè con qualche difficoltà anche rispetto al discorso di Alberto appena sentito, progettazione comunitaria nel campo dell'innovazione. Il Veneto, ma è un problema di tutto il paese, ha recepito con grande burocraticità anche il nuovo programma Horizon 2020, cioè il nuovo programma quadro per l'innovazione. Io ritengo che uno degli ambienti che negli anni della crisi in Veneto abbia reagito con troppa lentezza sia quello universitario, soprattutto in rapporto a come si sta trasformando il sistema produttivo. Volevo ragionare su 3 cambiamenti. In primo luogo, cosa è successo al Veneto dal punto di vista demografico in questo decennio. Sostanzialmente il Veneto è una delle pochissime regioni italiane con un saldo positivo di popolazione. Nel 2013 c'è stato un lievissimo arretramento, però sostanzialmente la tendenza è quella ancora alla crescita e mappando la regione si vede con una certa chiarezza che i comuni che crescono di più dal punto di vista demografico, e poi la cosa è strettamente connessa a quella economica, sono sostanzialmente i comuni di seconda cintura tra le città, l'asse della Pedemontana e i centri più importanti dal punto di vista logistico e turistico, quindi Verona e Venezia sostanzialmente. E il contributo a questa crescita è eminentemente dato dal saldo migratorio, quindi sostanzialmente è la popolazione immigrata che combinando luoghi dove si trova lavoro con bassi costi di tipo residenziale sceglie le seconde cinture come collocazione sugli assi principali dello sviluppo e ovviamente a ridosso delle città e dei distretti industriali della Pedemontana. Un secondo processo che è abbastanza chiaro è che invece il saldo naturale, quindi quello dove la popolazione veneta dà un contributo più spinto rispetto a quella migrante, è invece ancora sulle prime cinture delle città, a parte Vicenza e Treviso. Belluno anche è rimasta abbastanza invariata, tutte le grandi città venete perdono abitanti e aumentano le prime cinture. Anche qui gli assi più forti sono quelli nei quali ci sono vicinanze tra centri urbani, distretti industriali, centri di interconnessione logistica, trasportistica e di attrazione turistica, dove quindi si trova anche più facilmente lavoro. Questo tipo di trasformazione è molto rilevante perché se accanto alla demografia noi vediamo cosa è successo al Veneto dal punto di vista delle costruzioni, dell'edilizia, vediamo con chiarezza che il Veneto ha costruito fra i 2 censimenti 2001-2011 più del doppio della media italiana dal punto di vista della casa residenziale.
più del triplo dal punto di vista dei capannoni industriali, dell'edilizia industriale, e oltre 4 volte di più in termini di seconde case e di case, diciamo così, a uso tra virgolette turistico. Quindi il problema del Veneto oggi è quello sostanzialmente di avere sbagliato una cosa, di non poter dire che è colpa di Roma, cioè di aver costruito troppo, di aver costruito male, di avere sostanzialmente alimentato meccanismi drogati di domanda, di offerta rispetto alla domanda reale. Questo ha portato anche i colleghi di Alberto Babà, parte ovviamente, a vedere all'inizio degli anni 2000 la facilità di spostare gli investimenti dalle imprese a speculazioni, diciamo, tipo immobiliare. Io stavo nel Vicentino e lì molti orafi e molti lavoratori nel settore della Concia hanno fatto, imprenditori hanno fatto questo, cioè hanno fatto bei quartierini di villette, ma poca finanza di impresa. Quindi questo è un punto sul quale mettere molto, focalizzare molto l'attenzione, cioè il Veneto ha fatto un errore che è ripreso da lui e non da Roma, per meccanismi che sono nella cultura amministrativa in parte dei comuni, che a un certo punto minori trasferimenti, federalismo fiscale che non arriva, cosa fanno? Le varianti per destinazioni produttive per fare cassa. Tremonti ci mette la Tremonti bis, la Tremonti ter per defiscalizzare gli investimenti immobiliari e il gioco si è chiuso. Però adesso stiamo pagando tutto. E quindi il grande tema è quello che, analizzando i fattori di sviluppo reale che comunque la Regione mantiene, che sono molto potenti, dobbiamo sostanzialmente mettere al centro dell'agenda politica il governo del territorio, il superamento degli assetti localistici che non sono assolutamente più adeguati a governare queste trasformazioni, e temi che nella nostra regione non stanno assolutamente passando: rigenerazione urbana, efficientamento energetico del patrimonio pubblico, edilizio pubblico e privato. L'unica cosa che funziona nel piano casa regionale, ahimè, questo va bene alla categoria degli artigiani ma non all'economia in generale, sono gli ampliamenti volumetrici che il piano casa ha agevolato. Tra l'altro, siccome nei condomini non sono facilmente attuabili, dove sono riversati questi aumenti? Completamente nella città diffusa, e quindi diciamo, hanno aiutato un certo artigianato delle costruzioni, ma non hanno, diciamo così, non hanno costruito una risposta al processo di cercare di reintegrare le dinamiche economiche con quelle costruttive e dello sviluppo del territorio. Voi vedete un segnale chiarissimo di questa bolla edilizia nella situazione delle banche di credito cooperativo, che sono quelle che a un certo punto sembrava che stessero meglio di tutti perché non avevano comprato gli hedge fund, no? Poi è venuto fuori che però sono stati scaricati a loro molte sofferenze dai grandi gruppi bancari, soprattutto quelle dei mutui casa dati negli anni in cui si dava anche il 120% dell'abitazione. E oggi, insomma, anche oggi ne hanno commissariata, ieri ne hanno commissariata una di queste banche. Sono loro che stanno soffrendo, anche le altre banche, ma loro in particolare, stanno soffrendo la discrasia del decennio passato dal punto di vista dell'effervescenza edilizia. Una cosa importantissima è studiare dei meccanismi anche fiscali di rottamazione e riconversione di tutto il costruito
invenduto dismesso, perché nelle costruzioni dei bilanci aziendali, gli imprenditori lo sanno bene, fino a qualche anno fa la disponibilità di patrimonio generava sia i fidi in banca, le garanzie per i fidi in banca, sia patrimonio per l'impresa. Oggi la cosa si è perfettamente rovesciata, cioè quando hai dei capannoni o degli appartamenti sfitti, in banca aumenta la possibilità che non ti diano assolutamente neanche un euro. Quindi nei bilanci aziendali questo sta producendo dei grossi cortocircuiti e la cosa va governata, perché se il Veneto non avesse fatto questo deragliamento dal punto di vista dell'inflazione edilizia, noi avremmo 2 punti di PIL in più adesso, cioè saremmo già fuori dalla crisi. Cioè l'edilizia per il Veneto è l'elemento che zavorra la ripresa. Un terzo punto molto veloce che volevo affrontare è quello della immigrazione, nel senso che se il saldo positivo dal punto di vista demografico è dovuto all'immigrazione, in buona parte questo è avvenuto con particolare consistenza negli anni in cui si trovava facilmente lavoro. Oggi noi abbiamo una situazione di transizione molto delicata, sui quali dobbiamo anche rivedere alcune idee sull'immigrazione, perché il fatto che è esperienza quotidiana, penso anche degli amministratori, il fatto che oggi c'è meno lavoro, c'è un parziale controesodo di immigrati in aree europee o di ritorni nelle case di provenienza, nei paesi di provenienza, ma soprattutto sta aumentando la massa di immigrati che non sono frutto di processi di ricongiungimento familiare, mentre tutto il decennio precedente era stato un decennio di stabilizzazione dell'immigrazione anche dal punto di vista sociale. Arrivava il giovane o l'uomo o la badante per trovare lavoro, appena lo trovava attivava i meccanismi di ricongiungimento familiare, e quella è un'immigrazione che noi possiamo considerare per la quale è aperto un problema assolutamente di cittadinanza, cioè sono assolutamente parte integrante, come succede in Francia, in Gran Bretagna e in Germania. Mentre da quando è cominciata la crisi economica si è ampliata la fascia di immigrazione, chiamiamola così, fluttuante, cioè non trova lavoro, quindi non c'è ricongiungimento familiare, si percorrono tutte le strade dalla gestione della prostituzione, spaccio e così via, abusivismo nel commercio, e soprattutto si entra in rotta di collisione con le società locali. E quindi dobbiamo assolutamente diciamo così, attuare una politica dell'immigrazione che sia più esigente dal punto di vista del rapporto diritti-doveri, ma che sia anche più politica dal punto di vista dell'attribuzione della cittadinanza. Quindi in un certo senso bastone e carota, ma in senso ovviamente buono, dico per rapidità di ragionamento. Il terzo e ultimo ragionamento che volevo fare era quello relativo al fatto che dentro la globalizzazione economica aumenta il tasso di valore, di ricchezza che viene prodotto dalle aree metropolitane. Cioè le città diventano, come si può dire, le nuove fabbriche organizzate, no, per interconnessioni. Una ricerca fatta l'anno scorso su scala nazionale con una presa veramente di tantissimi indicatori, il professor Quintieri e il professor Mazzocchi, ha mostrato sostanzialmente che le imprese in cui aumenta la produttività sono quelle nelle quali i processi di industrializzazione distrettuale, quindi di specializzazione di un territorio nel fare un prodotto industriale,
sono scavalcate per produttività dalle imprese che sono vicine alle aree metropolitane. Cioè l'effetto urbanizzazione supera l'effetto industrializzazione. Questo il Veneto deve interessare molto perché ovviamente non abbiamo una metropoli centrale, una città-regione trainante, però abbiamo un apparato industriale che nonostante i colpi della crisi rimane tuttavia il quinto o sesto in Europa, quindi ancora c'è molto da sperare, insomma, da confidare su questo. Il problema sostanzialmente qual è? È che a differenza del passato le industrie forti non hanno più bisogno di legami particolari con il territorio se il territorio non si candida a avere un rapporto importante. Dicevo prima dell'università, le università che funzionano meglio in Veneto in questi anni sono rivelate quelle che sono state progettate, Meccatronica Vicenza, Arti e Design Treviso, uno stretto rapporto con l'imprenditoria in una visione lunga del futuro, non mentre sono andate completamente in default facoltà blasonate, insomma, penso a scienze della comunicazione, scienze politiche, PASO, che sono in parte superate obiettivamente dai cambiamenti. Allora, una prova importante delle classi dirigenti venete è questa, cioè come costruire forme di governance delle città e dei territori che siano capaci di intercettare queste trasformazioni. Il sistema localistico non regge più perché una volta i mercati e le strutture stesse dei bacini industriali e dei mercati del lavoro coincidevano con le dimensioni amministrative dei comuni. Solo qualche anno fa è stata fatta una ricerca sugli studenti che uscivano dagli istituti tecnici e questi un anno dopo intervistati dicevano: perché hai deciso di andare a lavorare lì? E tutti pensavano per i soldi, perché faccio le cose che ho studiato. No, la motivazione principale era perché è vicino a casa. Quando c'era lavoro era così, cioè si andava a lavorare nell'azienda vicino a casa perché il sistema permetteva un funzionamento, no, per regole localistiche. Questo è andato completamente perso in Veneto, nel senso che oggi i bacini metropolitani, Verona, Venezia con Padova, Mestre con Padova, più che Venezia, e in parte tutta l'asse fra Treviso e Venezia, hanno un'attrattività dal punto di vista occupazionale che è molto più alta della media veneta. Questo perché, insomma, il terziario, il turismo hanno tutta una serie di dinamiche che favoriscono. Allora il problema è quello di non snaturare il valore positivo che ha il policentrismo veneto, ma questo si può fare soltanto trovando degli elementi regolatori che siano adeguati a questi cambiamenti. Sono tutti temi, diciamo, molto aperti, non sarebbe secondario in questa occasione riflettere anche per esempio sul fatto che si sta rompendo nella crisi, l'ultimo proprio tema, il rapporto che c'era una certa sorta di federalismo implicito tra regione come assetto istituzionale e piccola impresa. Il federalismo implicito ha funzionato fino a un certo punto, perché c'erano le banche locali, c'erano i distretti, c'era un fortissimo artigianato, una sussidiarietà anche nei rapporti sindacali molto attiva, e la situazione nazionale permetteva, tra virgolette, una certa libertà di autonomia al Veneto, un'autonomia sociale, non politica, però ha funzionato nei rapporti con la piccola impresa. Questo è completamente saltato. Cioè oggi quello che si vede è che anche le categorie economiche, il sindacato, le rappresentanze sono fortemente interessate da processi di centralizzazione a Roma delle risorse, cosa assolutamente cruciale, ma anche delle politiche, e di conseguenza il Veneto è la regione che soffre di più perché è venuto meno
quell'elemento almeno sociale di federalismo che era stato conquistato per anche una certa cultura. E quindi il problema che ha posto Simonetta all'inizio è un problema cruciale anche per capire quali sono oggi le forme istituzionali che servono a questa regione per il suo tipo di sviluppo. Io credo che le deleghe che sarebbe interessante riuscire a portare qui siano tutte quelle della filiera formazione, scuola, lavoro, università, perché lì c'è proprio il cuore, insomma, del nuovo ciclo di sviluppo. Se sapessimo gestire l'autonomia e cedere un po' di autonomia che abbiamo avuto nell'edilizia, forse recupereremo qualche punto.